Venerdì 13 marzo, giorno di reclusione numero 4, diario di bordo. Oggi il cielo è grigio come se non bastasse. Se alzo la testa lo vedo che preme contro i Velux come se volesse entrare in casa per portare un po' di grigio anche qui dentro per venire in quarantena con noi. Apro il browser, leggo le notizie e la situazione non ha l'aria di migliorare e per giunta è pure venerdì 13. Solo che invece di spaventosi serial killer con la maschera da hockey, per strada circolano persone spaventate con la mascherina. I miei vicini sono spaventati, barricati in casa notte e giorno, finestre imposte abbassate, hanno paura. Sento l'odore della loro paura fino a qui. Ieri la signora nemmeno mi ha salutato uscendo di casa, pesantemente avvolta in una sciarpa di lana grossa che le copriva naso e bocca, mi è passata accanto senza voltarsi, mugugnando qualcosa tra i denti che poteva sembrare un saluto. Io faccio una diretta live sui social, così ho la sensazione di parlare con qualcuno invece, e in effetti aiuto. Poi scrivo una strofa per quel pezzo non finito che mi gira in testa da qualche giorno, fumo un po' seduto sul divano e penso a cosa farò domani. E aspetto sera, perché al buio il cielo grigio non si vede.